comincia a scrivere per gioco, manda un racconto alla rivista femminile e succede che gli pubblicano questo racconto, uno stile un po' Keats, un po' tra virgolette naif, l'accuseranno spesso di questo. I grandi critici italiani, della letteratura italiana, storcevano il naso ai suoi romanzi, poi vinse il Nobel. Lo stesso Sartre racconta del cervino che esondava, che costringe la moglie a spostarsi da Galtelli a Nuoro, e anche quest'anno il cervino ha esondato. Ed ecco, comincia l'immagine con Efis che guarda a Soscovigadori, come diciamo noi, nel Campidano, al tramonto del sole, guarda l'argine su cui lui ha lavorato, la parte che si avvicina al poderetto dove lui vive da più di 30 anni. Bussano alla porta della casa delle sorelle Pintorro. Entra un uomo, si chiude il portone alle spalle, e lo scende del comune. In quel momento c'è soltanto Donna Noemi. E Donna Esther non c'è, Donna Noemi? No, in questo momento no, ma sta tornando, non importa, devo solo consegnarle questa busta, ma posso farlo anche a lei, firmate. Saluta e se ne va. Noemi apre la paginetta piegata e la legge. Caterina cara, casalinga, domanda alla nobile Esther Pintorro la restituzione di 2700 euro.